È sempre bello vedere le strade venete addobbate a rosa, come si suol dire, è sempre bello vedere i grandi del ciclismo percorrere le nostre strade. Mi riporta un po' indietro a quando correvo io il Giro d'Italia, e senza ombra di dubbio il Veneto è una regione tanto ciclistica, e in particolare provincia di Treviso, quindi penso sia una tappa più che meritata. Anche la 109esima edizione della Corsa Rosa, in programma dall'8 al 31 maggio, transiterà nel Veneto. La 18esima tappa da Fai della Paganella in Trentino a Pieve di Soligo, con transito per la terza volta sul muro di Cadelpoggio a metà pomeriggio dopo circa 60 km di corsa. A 3 giorni dalla fine del giro non è difficile prevedere che sulle strade del nord-est si decideranno le sorti della Corsa Rosa. Siamo nella terra dove il ciclismo non è solo sport, ma racconto della fatica e dell'epica, quella terra delle morbide colline che salgono e scendono come un respiro. Penso un arrivo così a Pieve di Soligo, nel cuore del patrimonio UNESCO, attraversando il finale tutte le nostre colline del nostro meraviglioso Prosecco, sia una cosa meravigliosa, e io mi sento onorato che arrivi a Pieve di Soligo, essendo pievigino doc e avendo fatto come giudice di gara 6 Giri d'Italia come giudice d'arrivo. Nel nostro territorio c'è passione, c'è vita, basta vedere il teatro pieno e quindi invidio un po' chi ci sarà. È un territorio di passione, di cultura, cioè da sempre, no? Botteghe, cioè, pensiamo, abbiamo avuto 100 anni di grandi atleti, grande passione, e quindi è un territorio che ha sempre coltivato questo movimento, e basta vedere le gare dei ragazzini e quanta gente c'è, quanto entusiasmo c'è, per capire quanta passione c'è ancora. La presentazione della tappa ha avuto il sapore delle grandi occasioni, non solo una gara, ma un ritorno simbolico in uno dei territori che meglio rappresentano l'anima del ciclismo. Qui la bici è memoria collettiva, è il pubblico che si assiepa ai bordi della strada con bandiere e campanacci, mentre le strade si arrampicano sottili tra vigneti e borghi, chiedendo gambe e coraggio. La gioia di una condivisione da tramandare a tutto il tessuto sociale, dalle giovani generazioni che fanno sport al mondo economico. Abbiamo costruito un programma che prevede poi delle gare internazionali, il sabato e la domenica una gara di gravel, una gara di mountain bike, e la possibilità appunto di vivere questo territorio attraverso poi gli eventi collaterali comunque del Giro d'Italia, perché c'è anche il Giro femminile che ripasserà non proprio a Pieve di Soligo ma di nuovo a Cadelpoggio, quindi con una grande festa per il nostro territorio.